Si terrà al Teatro dell'Efebo, Giardino Botanico del Libero Consorzio, sabato prossimo alle ore 19 la giornata del medico e dell'odontoiatra, durante la quale si svolgerà la cerimonia di premiazione dei medici con 50 anni di laurea, il giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all'ordine, dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento. Oggi come mai, afferma Santo Pitruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, Omiceo, c'è bisogno dei medici che si spendono con competenza e passione al servizio del sistema sanitario nazionale ed è per questo che con il giuramento di Ippocrate daremo il benvenuto ai giovani medici che entrano a pieno titolo nella professione più bella del mondo, come ringrazieremo i medici meno giovani che coronano una lunga carriera al servizio di chi ha avuto bisogno di salute. Idealmente, conclude il presidente dell'Ordine dei Medici Santo Pitruzzella, un passaggio di testimone tra i giovani e meno giovani con un obiettivo comune: salvaguardare la salute delle persone. L'evento ha come regia quella di Franco Capitano, condotto da Simona Carisi e Totò Nocera Bracco, e la tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Spalanca. Previsti anche interventi artistici di Federica Maria Rotulo, Paolo Macedonio, Tom Sinatra e del trio Scirocco. L'evento, ricordiamo, si terrà sabato prossimo alle ore 19 presso il Giardino Botanico del Libero Consorzio.